Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà e buon sabato. Allora, uno dei luoghi comuni davvero più duri a morire, anche perché alimentato strumentalmente, che circola nel dibattito e che trovate anche oggi sui giornaloni per commentarne il discorso alla convention repubblicana di Milwaukee, vuole che Donald Trump sia un amico, un sodale, un socio in affari, se non nella versione più ridicola, un burattino di Vladimir Putin, una sorta di grottesca propaggine, diciamo, dell'imperialismo putiniano in terra americana. È una tesi che si scontra anzitutto con i 4 anni di mandato Trump alla Casa Bianca, come vi illustrerò tra poco, ma vorrei partire dalla notizia di stamattina. La notizia di stamattina è che c'è stata una telefonata cordiale, definita cordiale da ambo le parti, tra Donald Trump e il presidente ucraino Zelensky. E Trump ha anche commentato su Truth, il suo social, nel modo seguente: ho avuto una conversazione molto buona con il presidente dell'Ucraina Zelensky. Come prossimo presidente porterò la pace nel mondo e metterò fine alla guerra che è costata molte vite umane e che ha devastato molte famiglie innocenti. Qui c'è tutta un po' la sintesi dell'approccio di Trump nello specifico al dossier Russia-Ucraina e in generale alla politica internazionale, ma partiamo dal fatto che non è un approccio anti-ucraino, non è un approccio filorusso, altrimenti non avrebbe chiamato Zelensky con questi toni. D'altronde, dicevamo, l'unico parametro oggettivo che abbiamo, se vogliamo uscire dall'isteria antitrampiana, sono i 4 anni già in cui il medesimo Trump ha già governato. Ebbene, sono gli unici anni in cui Vladimir Putin non ha aggredito un paese confinante, non ha invaso nessuno, non ha mosso un carro armato. Lo ha detto anche l'ex rivale delle primarie repubblicane Nikki Haley, che ha fatto una sintesi perfetta alla convention. Quando Barack Obama era presidente, Vladimir Putin ha invaso la Crimea. Con Joe Biden presidente, Putin ha invaso tutta l'Ucraina. Ma quando Donald Trump era presidente, Putin non ha fatto nulla. Non è stato un caso. Un presidente forte non inizia le guerre, un presidente forte le impedisce. E c'è qui nelle parole della Haley la descrizione proprio dell'approccio alla politica internazionale di Donald Trump, che è un po' un approccio che riprende quel realismo, quel pragmatismo persuasivo, diciamo, che c'è nella tradizione repubblicana, che era sintetizzato in un famoso slogan di Roosevelt, Theodore Roosevelt, repubblicano, non Franklin Delano, che diceva: parla gentilmente, ma sempre imbracciando un nodoso bastone. Cioè, tratta sempre, imposta l'arte della politica internazionale sull'arte del negoziato, ma sempre brandendo il nodoso bastone, che nella fattispecie è l'impareggiabile potenza militare americana, cioè esercitando la deterrenza in modo credibile. Evidentemente nei 4 anni in cui Trump è stato alla Casa Bianca l'ha esercitata in modo credibile la deterrenza americana, molto più di Joe Biden, tanto che Putin è stato tranquillo, rintanato in casa sua. Che poi non sia un amico di Putin è dimostrato da una serie di fatti, tra cui che se l'è presa con gli alleati più stretti e più storici dello zar russo. Trump ha bombardato il presidente siriano Assad quando costui ha varcato la linea rossa e usato armi chimiche contro il suo stesso popolo, cosa che non fece Barack Obama, che minacciò di regolarsi così, ma Assad usò armi chimiche e Barack Obama non fece niente. Donald Trump l'ha bombardato, è uno dei migliori alleati di Putin. Donald Trump ha mandato un missile a eliminare il generale iraniano Soleimani, l'architetto del terrore mediorientale per conto della teocrazia degli ayatollah,
uno dei migliori alleati di Vladimir Putin. Quindi sgombriamo il campo veramente dal luogo comune ingiustificato. Trump non solo non è un amico, ma nella sua azione di governo non ha recato beneficio a Putin, anzi lo ha tenuto rintanato in casa nella grande madre Russia, ma senza come dire, esercitare imperialismo fuori dai confini. D'altronde alla convention l'altro giorno Donald Trump ha ricevuto l'ex premier britannico Boris Johnson, i due avevano un rapporto personale anche molto stretto. Johnson ha fatto una foto insieme a Trump e ha condiviso sui suoi social con la seguente frase: è un piacere incontrare il presidente Trump, che è in ottima forma dopo il vergognoso attentato alla sua vita. Abbiamo discusso dell'Ucraina e non ho dubbi che sarà forte e deciso nel sostenere quel paese e difendere la democrazia. Ora, è impossibile che Trump non abbia condiviso, diciamo, la sintesi di questa comunicazione, il tono complessivo, se non addirittura i dettagli, altrimenti Johnson avrebbe, come dire, violato una basilare regola diplomatica. Quindi, sintesi di tutto questo, Trump sente Zelensky, Trump ha una soluzione per la guerra, è una soluzione nell'interesse dell'Ucraina, è una soluzione che secondo Trump deve passare dal negoziato. Trump non è diciamo quella destra neoconservatrice che sovraespone l'America nel mondo, anche perché, come ha detto il suo vice J.D. Vance, ha una priorità, che è la Cina, ma non è certo l'alleato delle autocrazie. È uno che ha in mente una soluzione negoziale, che è quello che aveva in mente un certo Henry Kissinger, che è un altro che non si può esattamente definire un filo russo, diciamo, no? Per dirla in modo eufemistico. E quindi, insomma, togliamo questo equivoco dal dibattito. Trump ha in mente un negoziato, è arrivato il momento oggettivamente di condurre un negoziato, che non è una resa. Trump, come dimostrano i suoi 4 anni da presidente, non è un amico di Vladimir Putin. Grazie a tutti, a lunedì.